Presidente Serracchiani, è una giornata storica, oggi il Ministro dell'Istruzione, la Ministra Fedeli, per un incontro con i rappresentanti della minoranza slovena, la prima volta che ciò accade nelle giornate seminariali proprio dedicate alla minoranza slovena. Direi un segnale importante che rafforza ancora di più lo spirito di collaborazione e la capacità di dialogo che abbiamo avuto in questi anni con la Repubblica di Slovenia e con la minoranza slovena in Regione Friuli Venezia Giulia. Tra l'altro importante la sua presenza anche perché quest'anno, dopo 18 anni, siamo riusciti anche a mettere in piedi un concorso che prevederà l'ingresso di 40 figure in tutte le scuole di ogni ordine e grado dove si parla la lingua slovena, e credo che sia anche questo un segnale altrettanto importante. Quindi veramente un augurio di buon lavoro a tutti i nostri professionisti, a tutti coloro che lavorano nel mondo della scuola, e in particolare un ringraziamento alla Ministra per l'attenzione che ha prestato. Per quanto riguarda la Ministra, il problema dei vaccini che si sta un po' ingrossando anche dopo quello che sta succedendo a Verona con quei 4 bambini che si dice possono essere allontanati dalla classe perché non vaccinati? Io continuo a dire una cosa che secondo me è importante. Noi abbiamo fatto di tutto esattamente per facilitare, informare, coinvolgere, dare anche, se mi posso permettere, strumenti concreti. Le faccio un esempio. La circolare congiunta che venerdì abbiamo mandato in tutta Italia, a firma mia e della Ministra della Salute, in attuazione di una legge dello Stato che dice qual è l'importanza ovviamente del vaccino per il singolo bambino e per la comunità, significa anche questo: se c'è l'autocertificazione tu puoi arrivare avendo detto guardate, io ho fatto la richiesta, io ho telefonato con pezzi d'appoggio. E nel mio buon senso significa anche che se tu arrivi nell'asilo nido all'inizio di un percorso, magari eri fuori, non sapevi, non tutti hanno gli stessi strumenti di informazione, se mi posso permettere, anche chi riceve lì nell'asilo nido dice guardi che c'è anche l'autocertificazione, si sposti un attimo, vada a fare la richiesta. E allora affrontiamo davvero anche il coinvolgimento e l'attenzione ai bambini e alle famiglie. Altra cosa, anche qui lo voglio dire sinceramente perché questa è una scelta che il Parlamento ha fatto e secondo me lo ha fatto giustamente: se ci sono delle famiglie che consapevoli, informate, scelgono di non vaccinare il proprio figlio comunque, né ora né mai, è evidente che sanno e devono essere. A me dispiace molto ovviamente, ma mi dispiace moltissimo per i bambini, perché a quel punto i genitori sanno e devono essere consapevoli che una delle 2 sanzioni, oltre a quella economica, è quella che il bambino non può frequentare il nido. E continuo a dire che il nido e la socialità adesso, poi che dovrebbe diventare sempre di più l'avvio di un percorso educativo, quindi importante per le bambine e per i bambini, a me dispiace per i bambini, ma a quel punto l'importante è che il genitore sia consapevole della scelta che fa.